Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quanto accaduto ieri non rompe alleanze, non cambia qualcosa nelle alleanze sul territorio? Diciamo che oggi il centrodestra non c'è e dai prossimi giorni dobbiamo ricostruirlo. Come ricostruirlo? Spetta appunto alle persone di buona volontà che hanno voglia di sedersi attorno a un tavolo e condividono principi comuni. Le amministrative sono fra poco però. Certo, quindi sediamoci domani se volete. Fare in fretta e fare subito perché le macerie del centrodestra sono ancora lì, 24 ore dopo il Mattarella bis. In Veneto la coalizione cerca di raccogliere i cocci e se già in passato gli strappi tra quanto accade a Roma e quanto accade in Veneto sono stati ricuciti, stavolta non è facile spiegarlo agli elettori. Anche perché se con Forza Italia il rapporto ormai da tempo non è dei migliori, per usare un eufemismo, in questo caso gli stracci sono volati e volano tra Fratelli d'Italia e Lega. Ma il reset, spiega De Carlo, può e deve essere messo in atto con le elezioni amministrative alle porte. Io credo che in questo momento dove il centrodestra va ricostruito, vada ricostruito sì sulla politica ma anche tanto sui rapporti umani. Siccome io ho degli ottimi rapporti umani con il coordinatore della Lega Stefani, io credo che gente che condivide tanti ideali possa comunque ritrovarsi. È una battuta d'arresto, è anche per noi un motivo di riflessione che io farei non a caldo, perché a caldo siamo tutti un po' incazzati. Discussione ancora più forte in casa Lega con la leadership di Matteo Salvini ormai messa in discussione anche da una fetta importante della base. In queste ore le chat dei leghisti sul territorio ribollono di messaggi di elettori infuriati. Stiamo con la barra dritta. È chiaro che questa cosa non passerà inosservata. Lascerà degli strascichi. Perché è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, però vedendo come stiamo amministrando assieme in tante città, in tante regioni, ecco, bisogna sedersi e dire va bene, in che direzione andiamo, perché poi ci sono anche delle peculiarità territoriali che non sono uguali in tutta Italia. E Forza Italia? De Carlo ha una idea precisa che pesa come una sentenza. Su Forza Italia ormai credo che si sia un po' depositata e abbia decantato questa visione secondo la quale ci sia uno spostamento di Forza Italia un po' più verso, non dico il centro, ma quasi in sintonia piena con il PD, quasi fosse un nuovo Nazareno, per cui ci stupiamo molto meno di quello che è accaduto. Ma gli azzurri non ci stanno e rivendicano il loro ruolo. Forza Italia è l'elemento che stabilizza tutto il centrodestra. Abbiamo visto in tanti comuni dove noi portiamo competenze, ma soprattutto portiamo il voto dei centristi, dei moderati. E sono sicuro che troveremo una quadra su tutti i prossimi comuni. Resta il tempo che stringe e la volontà di non far saltare tutto in aria, anche se il botto del Mattarella bis si è sentito come una scossa di terremoto difficile da dimenticare. Io lascerei decantare un po' e poi insomma una quadra la troveremo sempre perché comunque siamo affini e sappiamo che né noi né loro amministriamo nulla da soli, o meglio in pochissime parti. Credo che una quadra sulle cose che ci uniscono la dobbiamo trovare.